Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima. Veloce Dinox, prende subito la testa. In seconda posizione First Love ML, in terza Epicadaghi. Ha girato male Nola Gay Treb che si trova in coda. In quarta posizione c'è Endomal Mar con di fuori Amélie Pan, quindi Eva Light. Mentre sbaglia in coda è Nola Gay Treb. Addirittura 17,9 i primi 200 metri di corsa. Numero 1 sono è Nola usciti Gay Treb, molto con calma dal squalificato. nastro e Dinox guida indisturbato. Si viene sotto alle tribune con il leader che continua ad andare pianissimo, 400 metri in 35 e non è sbagliato perché ce l'ho anche sul mio. E quindi Dinox continua così sul piede dell'1,27 al chilometro. Tutti si adeguano, First Love ML secondo, terza posizione per Epicadaghi, Amélie Pan risale per gradi, altro paletto in 17,7, 52,7 i primi 600 di corsa. Sulla retta opposta alle tribune, Dinox in vantaggio, First Love ML si affaccia, poi in corda rimane Epicadaghi, la retta di là va via in leggera accelerazione, in 15,9, 1,8,6 i primi 800 di corsa. Con Dinox che continua a guidare, First Love ML che si è scoperto, guadagna una posizione in corda Epicadaghi, poi Amélie Pan che si parcheggia in corda, avanti ad Endomal Mar al largo e in corda Eva Light. Si accelera un po' sotto alle tribune, Dinox in vantaggio, si riduce tutta una corsa di 800 metri, praticamente 1000 metri, 1,38,8 i primi 1200. Dinox in vantaggio, di fuori First Love, in corda Epicadaghi, poi Amélie Pan, quindi Eva Light ed Endomal Mar. Curva di destra con Dinox che continua a guidare nei confronti di Epicadaghi e First Love ML, 15,6 la piegata. Dinox che ha fatto i propri comodi, ora ovviamente ha della benzina da spendere, mancano 500 metri alla conclusione, bisogna andarlo a prendere. First Love ML prova a impegnarsi al largo, Epicadaghi rimane in corda, 14,3 la retta di là e Dinox ora va. First Love ML riscende in corda, sposta Amélie Pan che prova a venire a fare l'arrivo. Poi Epicadaghi ed Eva Light, Dinox in fuga 200 dalla conclusione, la compagna di training è quella che viene più forte al largo di tutti ed è Amélie Pan, in vantaggio Dinox, Amélie Pan che recupera, ma Dinox è andato talmente piano all'inizio che ha potuto staccare la compagnia nel finale. Dinox che vince su Amélie Pan che fa il secondo, First Love ML il terzo. 29,6 gli ultimi 400 metri, 1,19,5 il successo di Giuseppe Leanza in salchi a Dinox per il training di Salvatore Valentino che fa l'accoppiata con Amélie Pan, i colori di Francesco Martorana. Dopo il secondo posto dell'altro giorno la vittoria per Dinox e Giuseppe Leanza che lo conduce al palo con percorso di testa, Amélie Pan è seconda, First Love ML terza.